Il 5 marzo del 2014 la frana del costone del Viale della Vittoria colpisce al cuore la città di Agrigento. Adesso gli sfollati dei Palazzi Crea chiedono che il comune venga citato al processo come responsabile civile e che in sostanza paghi i danni in caso di condanna degli imputati. Il giudice dell'udienza preliminare Alfonso Malato si pronuncerà su questa richiesta all'udienza successiva in programma il prossimo 26 giugno. Intanto sono state ammesse le parti civili. Nella lista l'avvocato Salvatore Pennica, uno dei più noti penalisti agrigentini, la moglie, il farmacista Paolo Minacori, il gioielliere D'Angelo, il condominio Crea, alcuni condomini. Tutti hanno ottenuto di costituirsi in giudizio contro l'ex sindaco Marco Zambuto, il giudice dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato e i 3 proprietari dei terreni le cui condizioni fatiscenti avrebbero provocato il crollo del costone del Viale della Vittoria. Si tratta di Maria Isabella Sollano, 75 anni, e dei figli Valentina e Oreste Carmina, di 49 e 46 anni, proprietari di alcuni terreni prospicienti al costone, a cui viene contestato in particolare di non aver adempiuto a un'ordinanza emessa il 5 aprile del 2011 dallo stesso Zambuto, che imponeva loro di eseguire delle opere di manutenzione consistenti nella regimazione delle acque che dovevano servire a eliminare il pericolo. Così l'accusa a carico dei 5 imputati è di disastro colposo. Zambuto e Principato, secondo il PM Andrea Maggioni, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, sapevano già 2 anni prima del crollo della grave situazione di pericolo, tanto che avevano messo per iscritto anche un'ordinanza di messa in sicurezza, ma senza mai preoccuparsi che venisse rispettata.